Beh, insomma, bisogna stare a casa, fare un sacrificio. È sempre bene nostro, anche per gli altri. Sono brutte cose proprio. È difficile. Sì, tanto difficile. A me non mi dica niente, tanto noi siamo dentro casa, perché io sono invalido al 90 e sto con un invalido al 100%. Quindi siamo chiusi in casa, volenti o nolenti. Oggi siamo usciti per spesa, per andare a comprare, prendere gli occhiali perché non ci si vedeva. Quindi quello che fanno per me è tutto uguale. Lei cambia Non mi cambia niente. per lei? Uguale. Chiuso in casa con 2 invalidi, quindi. Vista la situazione dobbiamo accettarle di buon grado, anche perché è interesse nostro che si possa risolvere questo problema. I tempi saranno ancora lunghi, ma insomma dobbiamo ognuno mettere qualcosa di proprio, ecco, per riuscire a uscirne. Ognuno dobbiamo fare la nostra parte, ecco. Io mi oriento secondo anche la mia coscienza, ecco, che si è formata, per cui cerco di fare la mia parte. Quindi limitandosi. Come sempre, certo, sì, rispettando gli altri, però nello stesso tempo rispettando anche me stessa.